Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, perché accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente e Misericordioso, allontana ogni ostacolo dal nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il Re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di quel giovane che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio. Ripetiamo insieme: «Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto». Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole.
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amato e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli ci confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore, che quando noi vi ordiniamo già lo facciate e continuate a farlo. Il Signore quindi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Gesù Cristo è il primogenito dei morti, è Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora lo prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Era variegato il mondo religioso al tempo di Gesù e i Sadducei erano una corrente religiosa che non credevano nella resurrezione. Quasi per deridere Gesù,
gli sottopongono un caso, quello di una donna 7 volte vedova e mai madre. L'unico futuro in cui credevano i Sadducei era quello genetico, la paternità della famiglia nella successione delle generazioni. La generazione, i figli, i nipoti, danno eternità ai genitori. Per loro tutto ciò è così importante da giustificare il passaggio di quella donna dal primo marito ai suoi fratelli come fosse un oggetto. Allora, diceva la legge, la prese il secondo e poi il terzo e tutti insieme. Prendere non è mai relativo a una persona, ma a una cosa. Non c'è nel loro linguaggio neppure un'ombra di quell'amore che dovrebbe unire l'uomo alla donna, e riducono la vita dolente ma luminosa solo a uno strumento da operare per i propri figli. Gesù non ci sta, e al loro mondo banale di quella domanda di quale dei 7 fratelli sarà moglie quella donna, contrappone un modo totalmente altro di essere. Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non ci dice che finiranno gli affetti e il battere gioioso del cuore quando saremo in Dio, anzi, perché l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore. I risorti non prendono moglie o marito e tuttavia vivono la gioia umanissima e immortale di dare e ricevere amore. È su questa che si fonda la felicità in questa e nell'altra vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo, ma è anche la pienezza di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, ma l'amore. Finalmente, nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica ad amare, sarà dato di amare con lo stesso cuore di Dio. Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E ognuno di noi può dire nella sua coscienza di fede che il suo Dio è il Dio del suo padre e di sua madre. Un Dio nostro, e quel Dì ripetuto contiene la forza di un legame indissolubile, profondo, reciproco di Dio, a cui apparteniamo e che Lui appartiene a noi nella sua paternità. Un legame indissolubile anche con chi amiamo e con chi ci ama. Alla parola di Dio che abbiamo ascoltato, rispondiamo professando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture.
è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo ora le nostre preghiere al Dio fedele, invocando il dono della consolazione e della grazia per noi, per le nostre famiglie, per la Chiesa e il mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi e tutti i fedeli, testimonino nella loro vita la fede nella risurrezione, attraverso gesti continui e semplici di cura per la vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i battezzati, lasciandosi edificare dallo Spirito Santo, celebrino con le parole e con le opere la gloria di Dio, annunciando al mondo la sua salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, la festa della dedicazione della nostra Basilica ci aiuti a ricordare che siamo edificio di Dio e rinnovi in noi il desiderio di costruire tutta la nostra vita sul fondamento del Signore Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, sull'esempio dei cristiani di Tessalonica, si mantenga costante nel mantenere vivo il rapporto con Gesù e nel camminare secondo il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ciascuno di noi accolga Cristo nell'intimo del proprio cuore ed ottenga da Lui il perdono dei peccati e il dono di una sincera conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In un momento di silenzio affidiamo al Signore le nostre preghiere personali, ma anche quelle di coloro che si affidano alla nostra preghiera. Esaudisci, o Dio clemente, la nostra umile supplica. Tutti coloro che sono presenti in questa Basilica nel giorno anniversario della sua consacrazione ti siano graditi per la devozione del cuore e per la fedeltà della vita. E come ora ti invocano nella speranza di un tuo soccorso, così giungano a lodarti in eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati nella tua casa. Oggi questa tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, cercato e amato, e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, raccolta in questo giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua resurrezione. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Di Alida, Ennio, Marianna, Fanny e Berto, Maria e Giovanni, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Eufemia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore, e imploriamo la tua misericordia. Per il tuo Spirito, comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Come abbiamo ricordato nella preghiera, in questa prima domenica vicino al 3 novembre, desideriamo ricordare la dedicazione di questo Tempio, di questa Basilica, che ci viene affidata per poterci incontrare come comunità. La bellezza della Chiesa non sono però i mattoni, ma è la comunità che si ritrova a spezzare il pane, ad ascoltare la parola. Una comunità che sempre più deve essere viva. Allora in questa giornata il ringraziamento reciproco che ci facciamo per poter camminare insieme. La nostra comunità è ricca di tante persone che con passione, nel silenzio, la rendono viva e bella. Penso a tutto il mondo del volontariato, al gruppo missionario, della carità, della catechesi, e poi anche chi si prende cura di questo Tempio. Ecco, chiediamo al Signore di aiutarci a crescere in questo senso di appartenenza alla comunità. Uscendo vi invito a prendere insieme con tutte le notizie e le informazioni per questa nostra parrocchia. Domenica prossima celebreremo in comunione con il Papa la giornata dei poveri. Chiediamo a Don Mauro la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
ancora sulle tracce della storia. Appartenente all'importante complesso della Basilica di Santa Eufemia, il lapidarium raccoglie reperti di epoca romana e paleocristiana, iscrizioni e aree romane, elementi di sarcofagi romani del II e V secolo d.C., frammenti di sculture decorative paleocristiane e altomedievali. Tra i pezzi più notevoli, anche per la sua storia, diciamo, di provenienza, è questa epigrafe che si riferisce, è una base di colonne, è stata recuperata in Duomo, sotto una delle colonne del Duomo, e la sorpresa è stata che si riferisce al restauro delle terme romane di Altino, quindi un'epigrafe di età augustea, quindi una delle più antiche che abbiamo qui nella collezione di Grado, e significa che il materiale usato nella costruzione del Duomo veniva preso anche molto lontano da qui, non solo da Aquileia, che come è noto dopo la distruzione di Attila era divenuta una grande cava di materiale. Un altro pezzo bellissimo, una delle acquisizioni relativamente recenti della collezione archeologica gradese è questa stele con ritratto di un alto magistrato, forse un console, manca la parte epigrafica, quindi non sapremo mai chi è il personaggio raffigurato. È un bellissimo pezzo di epoca costantiniana, quindi possiamo dire della prima metà dell'inizio del IV secolo. Tra i pezzi più ammirati della collezione lapidaria di Grado sono queste due lastre di sarcofago figurate di produzione forse microasiatica, quindi dell'Asia minore, diciamo. A pilastro, in questa parte della galleria, che è la sezione che convenzionalmente si chiama paleocristiana, anche se sono pezzi ormai già alto medievali in quanto datazione, abbiamo una serie di bellissimi capitelli in posta, decorati su 2 o 3 facce con rilievi tipicamente bizantini, figure vegetali o animali simbolici, il pavone, eccetera. Le radici di una grande storia filiano un presente dove la cultura ha un ruolo importante. A pochi passi da Palermo esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. È il monastero di San Martino delle Scale, dove 3 monaci ci tramanderanno antiche ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, il cuoco, appassionato di cucina fin da bambino. Don Anselmo, la voce dell'esperienza e il narratore della storia. E il giovane assaggiatore dall'ugola d'oro, Don Riccardo. Con loro faremo un viaggio dal sapore antico che profuma di spiritualità, squisiti peccati di gola da raccontare. Ecco le ricette del convento. Benvenuti nella nostra cucina monastica a San Martino delle Scale. Io sono Don Salvatore e a fianco a me c'è Don Anselmo, pronto ad aiutarmi, ma soprattutto è il custode delle ricette più antiche. Andremo a preparare oggi 2 ricette molto semplici, di recupero e anche molto antiche soprattutto. Una proveniente dal monastero di Catania dei Benedettini e l'altro dal monastero dei Benedettini di Modica. Prepareremo con e per voi upane cotto e maccheroni a stufato. Allora, Don Anselmo, iniziamo? Sì, possiamo iniziare secondo il nostro motto ora et labora, sempre alla Benedettina. E allora iniziamo a preparare un panicotto. Per il nostro panicotto, per 4 persone occorrono 400 g di pane raffermo, 5 pomodori rossi maturi, 50 g di caciocavallo grattugiato, 3 spicchi d'aglio, acqua, olio, sale e pepe quanto basta. Allora iniziamo questa ricetta semplicissima, direi.
Sì, il pane raffermo è qualcosa di prezioso e nei monasteri c'era una grande attenzione al recupero di tutto quello che rimaneva perché potesse essere utilizzato di nuovo. E non fare sprechi, ovviamente. Allora, Don Anselmo, mi può aiutare pelando i pomodori e poi li inizieremo a tagliare a pezzettini? Ok. Io intanto inizio a tagliare il pane a tocchetti. Non è importante che abbiano una forma precisa, è la grandezza che più preferite. La buccia la togliamo, Don Salvatore? Sì, Don Anselmo, è più conveniente. Sì. Per chi piace la può pure lasciare, però non vorrei che poi sotto la bocca quando uno la mangia inizi a sentire magari che la buccia è troppo dura, quindi può dare fastidio. Ok, sì. E potrebbe passare il piatto così inizio? Sì. Sì. Questo piatto, per il tipo di cottura che ha, sembra come se fosse una zuppa di pane, che effettivamente ci assomiglia molto. Ha una cottura molto semplice, però essendo che è cotta nel pomodoro, nell'acqua, in abbondante acqua, si può usare anche il pane di 3 giorni. Questo qua è il pane tipo di ieri, di un giorno. Ma il sapore, chi glielo dà? Solo il pomodoro? No, andremo a condirlo con degli spicchi d'aglio, poi l'olio, l'acqua. È un piatto povero, semplice, però si può profumare con del pepe, con del prezzemolo tritato o del basilico. Io nel frattempo mi avvicino alla pentola, questo tegamino, e metterò adesso l'aglio. Anselmo, mi può passare l'aglio? Semplicemente lo sbuccerò e lo schiaccerò. Lo lascio intero in modo che tutto il sapore che ha l'aglio lo butti fuori e a noi ci rimane il sapore e l'odore, però poi lo toglieremo. Il nostro aglio schiacciato è pronto, lo mettiamo in casseruola. Mi può aiutare? Li togliamo questi. Grazie. Anselmo, se mi passa l'olio iniziamo a insaporire. Mettiamo l'olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, e non lesiniamo. Ci servirà affinché il pane prenda un buon sapore. Accendiamo il fuoco medio-basso. Quello che stiamo preparando questo pomeriggio mi fa pensare all'esperienza fatta in famiglia, quando la mamma tagliava appunto il pane che era di 3-4 giorni, qualche volta anche 5, e praticamente lo condiva, lo faceva bollito e poi diventava una vera e propria pietanza per noi. Ti evocano ricordi questi di qua, queste ricette. Ricordi antichi, sì. Allora, adesso mettiamo i pomodori, ma fate attenzione perché schizzerà. Grazie, Don Anselmo. Prego. Facciamo insaporire il pomodoro, sempre a fuoco medio-basso. Adesso aggiungiamo l'acqua, appena inizierà il bollore, dopo aggiungeremo il pane. È una cottura molto breve e semplice. Grazie. La mettiamo tutta. E se occorrerà altra acqua, la potete aggiungere man mano. Salvatore, ma il sale ci va o non ci va? Sì, adesso lo aggiustiamo di sale. Mettiamo un po' di sale. Sì. Grazie, Don Anselmo. Prego. Adesso cerchiamo gli spicchi d'aglio per toglierli. Grazie, Don Anselmo. Prego. Il sughetto sta bollendo, possiamo aggiungere il pane. Don Anselmo, per favore, potrebbe iniziare a grattugiare il caciocavallo che ci servirà alla fine. Possono essere anche dei tocchetti di pane grosso, tanto man mano nella cottura poi si inizierà a sfaldare. Intanto facciamo
prendergli tutto il sapore, il sughetto. Abbassiamo la fiamma medio-bassa. Ok. Io sto continuando a rimescolare, quello che vi consiglio di fare pure voi, perché potrebbe anche iniziare ad attaccarsi, soprattutto se si assorbe tutto il liquido, come sta succedendo a me. Infatti adesso aggiungerò dell'altra acqua per permettere al pane di ammorbidirsi ulteriormente e poter continuare la cottura. Don Anselmo, potrebbe passarmi dell'altra acqua? Grazie. Siamo ancora. Però io mi chiedo, Don Salvatore, se un piatto del genere, che verosimilmente veniva fatto anche nel monastero di Catania, San Nicolò l'Arena, siccome il monastero era diventato il luogo di rappresentanza della città, tu pensi che un piatto del genere poteva essere offerto anche a cittadini francesi, tedeschi o svizzeri che venivano a Catania? Perché no? Siamo appunto in un periodo antico, storico antico. Il cibo era questo, non c'erano chissà quali prelibatezze o comunque quali cibi ricercati, diremmo oggi. Io ho appena coperto, ho abbassato il fuoco e facciamo cuocere adesso a bassa fiamma per qualche minuto, il tempo di farlo insaporire, che si ristringa, si assorba il liquido e si insaporisca il pane. Andiamo a controllare a che punto è la cottura del nostro pane. A me sembra cotto. Aggiustiamo di sale e pepe. Grazie. Diamo un po' di sapore. Grazie. È un piatto effettivamente che va consigliato anche alle casalinghe pure oggi, sì, perché i bambini lo gradiscono, amano sempre queste zuppe molto semplici, no? Genuine. Noi lo ultimeremo col caciocavallo grattugiato, ma si può profumare anche con prezzemolo e basilico. Allora, spengo il fuoco, mi passa il formaggio, Don Anselmo, ne mettiamo un pochettino. Sì, quello lo utilizzeremo dopo. La nostra zuppa è pronta. Togliamo il fuoco e possiamo impiattare. Don Anselmo, mi passa la ciotola? Sì. Grazie. Aggiungi un posto a tavola. Già arriva, manco abbiamo finito. Ma manca il tempo di impiattare. Stai comodo anche tu. Ha proprio fame, Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Ben arrivato. Che profumo. Cosa hai fatto di buono? Sai cos'è questo? Questo è pane cotto. Proprio In pane. che senso? È il pane degli altri giorni che abbiamo lasciato, che è rimasto. Ah, il pane? Sì. Mettiamo un po' di formaggio e ti faccio assaggiare. Mi dici cosa te ne sembra. Dai, dimmi come ti sembra. Mi tenete a pane e acqua, mi tenete? Effettivamente pane, acqua e pomodoro. Molto semplice. È tipo minestra per la sera. Vedi che scotta. Com'è? Buona, buona. Sì? Sono contento. Questo è in inverno. Ed effettivamente è un piatto tipicamente invernale, non è d'estivo. Uno mangia questo e si inchia la panza. Eh sì, è vero, perché è tutto pane, quindi è molto un pasto completo. Pane cotto, ovviamente alla benedettina. E mi raccomando, fatelo a casa e fatelo bene. Per il nostro pane cotto abbiamo tagliato a tocchetti i pomodori. In una casseruola abbiamo fatto dorare l'aglio, abbiamo aggiunto il pomodoro, l'acqua e fatto cuocere per qualche minuto. Una volta raggiunto il bollore abbiamo aggiunto il pane raffermo tagliato a tocchetti, aggiustato di sale e pepe e lasciato insaporire per 10 minuti a fuoco medio-basso. Infine abbiamo impiattato e guarnito con caciocavallo grattugiato. E dopo un piatto semplice, veloce, di recupero, povero, passiamo adesso a un piatto un po' più elaborato, sempre della nostra cucina tipica benedettina, proveniente proprio dal nostro monastero perché verrà fatta con la nostra birra che noi produciamo qui.
Stiamo preparando un piatto particolare perché è sia un primo che un secondo. Prepareremo con e per voi i maccherona a stufato, ovviamente alla benedettina. Per i nostri maccherona a stufato, per 4 persone occorrono 500 g di maccheroni, 500 g di carne di maiale a pezzo, 400 g di salsa di pomodoro, una melanzana, un bicchiere di birra scura, una cipolla, acqua, olio, sale e pepe, quanto basta. Allora, Don Anselmo, iniziamo? Sì, siamo pronti. Questa ricetta può soddisfare completamente la nostra comunità. Sì, abbiamo primo e secondo insieme. Un primo e secondo insieme, quindi nessuno può lamentarsi. No. Allora, lei può iniziare per favore a pulire e a tritare la cipolla che ci servirà per il soffritto. Io inizio a pulire la carne di maiale, a privarla dalle parti ossee. Sto seguendo la ricetta che mi chiede carne di maiale, però ovviamente siete liberi di usare anche la carne di vitello oppure di metterli insieme, usare sia carne di maiale che carne di vitello. Dopo che tolgo le parti con l'osso, inizierò a fare dei tocchetti, dei pezzetti. Effettivamente in questi ultimi anni c'è un uso abbondantissimo della carne di maiale, tra l'altro del maiale proprio non si butta nulla. È vero, è vero. La carne di maiale ovviamente col suo grasso apporterà anche dolcezza, perché il grasso si sa è dolce, però se a voi non piace lo potete togliere tranquillamente. Ovviamente queste ossa potete utilizzarle anche per fare del brodo, proprio perché appunto, come ci ha ricordato poco fa Don Anselmo, del maiale non si butta via nulla. Con la cipolla sono pronto. La vuole iniziare a mettere lei la cipolla nel tegame? Ok, subito. Grazie. Mi scuseranno i macellai se non sono così pratico e così preciso. Qui lo mettiamo, è vero? Sì, grazie. Ecco, questa operazione è stata compiuta. E io ho finito pure. Allora, Don Anselmo, facciamo un po' di spazio, così iniziamo a rosolare la cipolla con la nostra carne. Mettiamo un po' di olio d'oliva. Grazie. Ci regoliamo noi in base alla quantità di cipolla e di carne. Io non lesino mai su queste cose. Grazie, Don Anselmo. Accendiamo il fuoco. Non occorre che la facciamo imbiondire totalmente perché tanto poi dovrà cuocere ancora alcuni minuti con la carne. E aggiungiamo la carne. Nel frattempo Don Anselmo, se vuole, può aprire la birra. Sono pronto con la birra. Grazie, Don Anselmo. E tra l'altro questa ci invita a nozze perché la nostra birra è la prima birra prodotta nell'abbazia. È vero. E nel 2011 questa birra ha vinto il primo Anche il premio in una rassegna nazionale che si è tenuta a Bergamo. È una birra molto forte perché ha 8 gradi, 8 gradi. Ah, io l'ho preferita apposta perché anziché mettere la bionda volevo mettere questa proprio per le note che ha, per la sua corposità, che con la carne è ottima, è perfetta, Don Anselmo. Adesso facciamo evaporare l'alcol. Grazie. In questo momento possiamo anche alzare la fiamma, così più facilmente l'alcol evaporerà. Tra qualche minuto possiamo mettere anche la salsa di pomodoro e così far ricontinuare la cottura. Avrà bisogno sicuramente più di 30 minuti di cottura. Ecco perché si chiama stufato, perché ha una cottura lunga e lenta. Don Anselmo, allora possiamo iniziare anche a tagliare la melenzana che precedentemente abbiamo lavato e tagliarla a fettine che poi friggeremo. Lasciamo la buccia perché nella frittura ci servirà, diventerà croccante. Anselmo, mi passa la salsa di pomodoro nel frattempo, così completiamo. Mi raccomando, aggiungete la salsa di pomodoro solo quando l'alcol della birra sarà evaporato. Adesso vorrei mettere un po' di acqua così sciacquo il pomodoro che ci aiuterà nella cottura. Grazie.
copro col coperchio. Don Anselmo, se mi può passare il coperchio, così facciamo continuare la cottura a fiamma bassa. Di tanto in tanto rimescoleremo. Don Anselmo, io già ho preparato la pentola per l'olio da friggere per le melenzane. Ci serviranno per guarnire il piatto alla fine e daranno croccantezza. Sono pronte. Ok. Possiamo iniziare a friggere le nostre melenzane? Sì, allora Si ti avvicina, aiuto, grazie. ti avvicino. Non ti bruciare. Va bene così, Don Anselmo. Questo piatto che prepariamo questa sera, Salvatore, mi fa ricordare che negli anni passati, praticamente, soprattutto nei giorni di festa, la mamma, anche la mia nonna, preparava sempre la carne a stufato. Non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'erano altri svaghi, eccetera, e quindi le persone occupavano il tempo o con la cucina o con altre cose molto utili. Don Anselmo, grazie. Le possiamo iniziare a scendere. Le melenzane hanno bisogno di alcuni minuti per dorarsi e le andiamo ad adagiare in della carta assorbente. Io volevo poi ricordare che nel momento in cui usate delle melenzane fuori stagione, potete affettarle come abbiamo fatto noi e tenerle un'oretta all'incirca in acqua e sale, in modo che spurgano e buttano via l'amaro. E poi sciacquarle sotto l'acqua e friggerle come stiamo facendo noi. Mettiamo le altre. Nel frattempo, Don Anselmo, visto che quelle sono pronte, le possiamo già tagliare a striscioline. Ok. Sì. Queste le lasciamo cuocere. Possiamo anche adesso aggiustare di sale e pepe. Don Anselmo, se per favore mi può passare il pepe e il sale. E il sale. Coprite e lasciate ultimare la cottura. Iniziamo a togliere dalla friggitrice questi di qua. Don Anselmo, se si avvicina mi aiuta. E con queste abbiamo finito. La cottura è perfetta. Prego, Don Anselmo. Noi siamo quasi in linea con la preparazione. Questi qua occorrono gli ultimi 10-15 minuti di cottura. Metto l'acqua sopra per la pasta e nel frattempo quasi quasi, che ne dice di assaggiare la birra? E perché no? Un goccino c'è ancora, Ci dai. sta. Lo possiamo fare, dai. Qui ce n'è un poco, qui ce n'è un altro poco. Ci basta, dobbiamo prendere 2 bicchieri. Sì, sono lì. Bene, sì. Ne lasciamo poi un pochettino per Riccardo per dopo. Va bene, lasciamo anche a lui un pochino. Ad multos annos. Grazie, Don Anselmo. Grazie a Dio. Buonissimo, mamma mia. Nel frattempo che la carne cuoceva, abbiamo buttato la pasta nell'acqua bollente, sta finendo di cuocere. Anche la carne è pronta e possiamo già iniziarla a togliere e ci lasceremo solo il sugo dove condiremo la pasta. Don Anselmo, se mi passa per favore il cucchiaio con una ciotola. Sì. Così. Si poteva anche condire la pasta con dei pezzettini di carne. Ma comunque dei pezzettini di carne rimarranno, perché man mano nella cottura qualche pezzettino si sfà, che certamente è più che gradito mentre uno mangia la pasta, trovare qualche tocchetto di carne è davvero buono. Vabbè. La pasta già è pronta, la prenderò e la metterò direttamente nel sughetto. Il tutto sembra veramente invitante, eh? È vero. Siamo pronti, rimescoliamo. Don Anselmo, mi passa il piatto, possiamo impiattare. Grazie.
Ecco qui, c'è qualche pezzettino di carne, glielo mettiamo sopra. Ecco, è pronto. Dobbiamo mettere... Completiamo guarnendo con le melenzane. Con questo piatto di sicuro non potrà dire che è tenuto a pane d'acqua. Le vuole mettere lei stesso, don Anselmo? Sì. Quante ne mettiamo? Quelle che vuole. Ce ne mettiamo ancora uno. Grazie. L'aspetto è invitante. Profumo pure. È vero. Lievie par solite glasse, spectre hontut alle passe. Don Anselmo. Eccoci, guarda. Che cosa è buono? Uno spettacolo oggi. Non puoi dire che ti trattiamo a pane e acqua, perché No, oggi stavolta no, stavolta è la no. pasta con melenzane e aspetta, guarda Lo che stufato di meraviglia. carne. Guarda che meraviglia. guarda che Oggi meraviglia. un colloquio sentimentale proprio tra le due cose. Quindi la posso assaggiare, don Anselmo? Devi. Devo assaggiarla. Devi. Ma come si chiama questa? Maccherone stufato. Stufato perché Perché ha una il lunga sugo cottura. è di Perché ha della una carne. lunga cottura. E poi fa sia da primo che da secondo. La pasta è buona. Sai com'è fatta questa carne? No, Non senti con la niente? carne. La carne. Non senti niente? Mm. Eppure è fatta con la nostra birra. Ah, E quindi abbiamo Giustamente. pensato anche per farti assaggiare. Con la nostra scura. Lo assaggiamo pure noi. e certo, per fare scendere meglio questa carne, la pasta. Eccoci. Grazie. Che cose buone. Allora, la salute su un volo. Alla sa. A voi. Auguri. Auguri. Maccarona stufato, ovviamente alla benedettina. Per i nostri maccheroni a stufato abbiamo fatto rosolare una cipolla in una padella con abbondante olio. Una volta dorata abbiamo aggiunto la carne e fatta cuocere per qualche minuto a fiamma media. Poi abbiamo spruzzato con la birra scura e fatto evaporare la parte alcolica. Abbiamo aggiunto la passata di pomodoro, coperto di acqua la carne e aggiustato di sale e pepe. Abbiamo fatto cuocere per circa 30 minuti. Nel frattempo abbiamo tagliata una melanzana e fritta in olio bollente. Una volta cotta la carne, l'abbiamo tolta dal sugo e messa da parte. Poi abbiamo cotto i maccheroni e scolati direttamente nel sugo. Abbiamo guarnito il piatto con listarelle di melanzane fritte. A questo piatto, in sintonia, facciamo un brindisi in armonia. Auguri. Auguri. Le ricette del convento. Un mix di storia, di tradizioni e di profumi di Sicilia direttamente a casa vostra. E mi raccomando, fatele a casa e fatele bene. C'erano due padri e ognuno di essi aveva un figlio. Il primo padre è davanti alla finestra e attende l'arrivo del figlio. Lo vede avvicinarsi, aprire la porta, togliersi educatamente le scarpe, pulirle e poggiarle a lato ben allineate. Poi mette le pattine, si avvicina al padre e lo saluta educatamente con un buongiorno.
Quindi si congeda abbassando la testa con un inchino riverenziale in segno di educazione e rispetto. Allora il padre, consapevole delle responsabilità che attendono il figlio nel futuro, si raccomanda severamente che passi la sua giornata a studiare ed eseguire tutti i compiti che gli sono stati affidati, nel preciso ordine scritto nel memorandum che gli è stato consegnato. Ogni tanto sale in camera per verificare che segua le sue regole alla lettera, altrimenti lo punisce per il suo bene. Il figlio non sa perché, ma un giorno lo capirà. Giunta sera, il figlio se ne va, non prima di aver salutato educatamente il padre. «Ti voglio bene, figliolo», gli dice il padre sulla porta, aggiustandogli il cravattino storto, fiero di avere un figlio così bravo e ligio all'insegnamento ricevuto. Anche il secondo padre controlla l'arrivo del figlio. Cammina avanti e indietro davanti alla finestra, impaziente di vederlo arrivare. Finalmente lo nota. Senza attendere oltre, corre alla porta, la spalanca e prima che il figlio dica qualcosa lo abbraccia a lungo e amorevolmente. Il figlio vorrebbe togliersi le scarpe, ma lui gli dice che non importa, che entri pure, a lui basta che sia arrivato. Lo accompagna all'interno e si siede accanto a lui, pregandolo di raccontargli tutto, di come è andata la giornata, di come va la sua vita. Poi gli dà un fogliettino di carta con sopra impresso il suo numero di telefono, per ogni evenienza. Il figlio sorride. «Papà», dice, «ce l'ho già, ti chiamo già molte volte al giorno». Poi il padre l'accompagna in camera e studia assieme a lui, gioca e scherza con lui ai videogames, a merenda si dividono con gioia una brioche e a sera lo riaccompagna all'uscio affinché faccia ritorno a casa. Prima che esca, lo ringrazia, implorandolo di non dimenticarsi di lui e che lui sarà sempre lì ad aspettarlo. Poi dice al figlio: «Ti voglio bene, figliolo», e lo abbraccia senza aggiungere altro. Ora, di quale padre vorreste essere figlio? Il primo è certamente un padre giusto, che sente il peso della responsabilità del figlio, di avere un futuro degno del suo nome, in un'epoca difficile di lotte e battaglie per la sopravvivenza. Il secondo è certamente un padre che non bada al passato né al futuro, che sente il peso della sua responsabilità sulla felicità del figlio. Gli interessa solo che il figlio affronti la vita portando nel cuore la vera formula dell'amore, unica arma per sopravvivere in modo gioioso in un'epoca tanto difficile, proprio perché ha un grande bisogno di amore. Ora, ripeto, di quale padre vorreste essere figlio? Molti esperti mi hanno spiegato i motivi per cui il primo è più affidabile, ma io, in cuor mio, ho già deciso. Gli angeli buoni sono spesso indicati con il termine di beati spiriti celesti. Con il termine beati si intende creature felici. L'eminente teologo San Tommaso d'Aquino scrive testualmente nella sua Summa: il termine beatitudine sta a indicare il conseguimento del bene perfetto. Perciò chiunque è capace del bene perfetto è in grado di raggiungere la beatitudine. Ora, che l'uomo sia capace del bene perfetto lo dimostra il fatto che il suo intelletto è in grado di apprendere il bene universale e perfetto e la sua volontà è in grado di desiderarlo. Quindi l'uomo può conseguire la beatitudine. L'uomo per Tommaso d'Aquino può conseguire la beatitudine perché è in grado di apprendere tale bene e la sua volontà lo desidera.
Un ruolo preponderante nel cammino che conduce alla beatitudine è attribuito dall'Aquinate alle virtù teologali. Esse hanno Dio per oggetto, da esse siamo indirizzati a Dio e sono infuse in noi da Dio soltanto e ancora le conosciamo per rivelazione divina in base alla Sacra Scrittura. Le virtù teologali rendono presente nello spirito umano Dio come oggetto della beatitudine. Hanno la funzione di unire l'anima umana con Dio. L'agire dell'uomo è libero e meritorio, perché la creatura umana muove se stessa ad agire mediante il libero arbitrio e pertanto questa azione è meritoria proprio in virtù della sua libertà, consapevolezza e scelta liberata. Dietro la scia di Aristotele, San Tommaso arrivò a comprendere che non si poteva parlare di felicità assoluta in questa vita. Il solo sforzo contemplativo e filosofico, ma anche lo sforzo umano in genere, può arrivare solo fino a un certo punto nella ricerca della beatitudine, e questo punto lo definisce beatitudine imperfetta. La beatitudine imperfetta non è autosufficiente, non rappresenta un fine concluso in se stesso, accessibile allo sforzo della ragione umana. Tommaso precisa che esistono diversi gradi di beatitudine a seconda dei diversi soggetti: Dio, gli angeli, l'uomo nella vita eterna, l'uomo in questa vita. Inoltre, egli afferma, gode un'aliqua participatio beatitudinis, tanto maggiore quanto più la vita presente somiglia a quella futura. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 335, afferma che fin da quaggiù la vita cristiana partecipa nella fede alla società beata degli angeli e degli uomini, uniti in Dio. Tutta l'antichità cristiana comprese la vocazione dell'uomo credente come una vocazione a partecipare alla vita angelica, in quanto questa si determina con la visione di Dio. Quando la tradizione cattolica parla di vita angelica, considera soprattutto la funzione di lode che svolgono gli spiriti celesti. In realtà, l'imitazione della vita angelica implica ugualmente nella tradizione dei padri la lode e la contemplazione oltre l'ascetismo, la castità e tutte le virtù che avvicinano l'uomo alla purezza degli angeli. Però vita angelica non è sinonimo di angelismo. Non si tratta di sopprimere, dimenticare o disprezzare la carne in quanto tale, bensì di dominare e purificare una carne macchiata e viziata dal peccato. L'uomo non cambia per natura, non si propone di raggiungere la condizione naturale degli spiriti puri, ma di arrivare al coronamento di una salvezza in cui l'uomo e l'angelo sono uguali al cospetto di Dio. L'uomo è concittadino degli angeli, ha con loro comunità di vita, però questo solo a partire dall'ordine delle essenze che esprime la nuova condizione storica degli eletti. La salvezza ci comunica una partecipazione alle funzioni, la vita e la beatitudine degli spiriti celesti. Non è la natura, bensì la vocazione degli angeli, quello che ci si propone come ideale cristiano. Una vocazione di purezza, di santità, di stare con Dio, di vederlo, di contemplarlo, di servirlo, di lodarlo. Solo nel paradiso celeste la vita angelica degli uomini troverà la sua piena realizzazione, però già adesso, inizialmente, è possibile condurla in questo mondo. E la tradizione l'ha vista inizialmente incarnata specialmente nelle vergini consacrate, negli asceti e nei monaci, e poi in seguito in tutti gli uomini di buona volontà. Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori,
quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia. E in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie, voluta da Sant'Antonio, è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio. Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo.
La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Ci troviamo nella cella di Sant'Antonio, ossia nel luogo in cui Sant'Antonio dimorò nel suo soggiorno qui. Alla sua morte, alcuni cittadini di Gemona versarono una cifra di denaro perché fosse costruita una cappella nel luogo in cui lui aveva dimorato. Esiste una lapide trecentesca che riporta il nome di questi benefattori che hanno voluto la costruzione di una cappella. Molte persone vengono qui a pregare perché sentono quasi fisicamente la presenza di Sant'Antonio e lo invocano con tutto il cuore. La costruzione è stata fatta in modo molto buono. In quel tempo i muratori professionisti avevano trovato un sistema antisismico di costruzione per cui alternavano, secondo una precisa griglia, i mattoni alle pietre. E di fatto nel terremoto del 1976 i danni a questa cappella sono stati limitatissimi. In questa cappella alla domenica pomeriggio si viene in processione dopo il vespero e si rivolge una preghiera a Sant'Antonio. Ne esistono moltissime naturalmente, la più famosa è il Siqueris Miracula. È una preghiera composta nel 1300 da un frate francescano tedesco e la si usava nella preghiera comune dei frati, ma tuttora i frati residenti in questo santuario la pregano ogni sera. Dice che se tu cerchi aiuto negli affanni, contro la malattia, contro la morte, contro il dolore, rivolgiti a San Antonio di Padova
e i padovani ne hanno ben scoperto le virtù. Il titolo Si queris miracula è proprio se tu cerchi miracoli, se tu cerchi grazie. E questa preghiera è bella, è in latino, molti la conoscono a memoria, esiste naturalmente la traduzione in italiano. E noi frati, quando vengono qua i bambini delle scuole materne a visitare il santuario, ne insegniamo una molto più breve. Sant'Antonio, pensaci tu, che sei tanto caro al cuor di Gesù. Nel secolo scorso, esattamente nel 1906, scoppiò in questa cappella un incendio, forse per i ceri portati dai fedeli. E quindi la pala dell'altare, che mostra 2 santi frati e la Vergine degli Angeli, e più il soffitto a cassettoni in legno, sono stati ricostruiti. Nel corso dei secoli, moltissime persone affluirono qui dal Friuli, dalla Carnia, dalle valli circostanti e anche dal Veneto, e ottenendo grazie e miracoli lasciarono una testimonianza scritta. In quel tempo si usavano delle raffigurazioni di quello che era accaduto, ad esempio la guarigione miracolosa di un'ulcera o di altre malattie. La prevenzione di pericoli, ancora la salvezza in momenti drammatici. E queste tavole in legno costituiscono un piccolo patrimonio per il santuario, un patrimonio innanzitutto di fede, un patrimonio che attesta la vita in quei tempi, per cui si vedono le persone nel loro abbigliamento, nelle loro case e nella società del tempo. E quindi anche dal punto di vista storico sono una testimonianza preziosa. Ne abbiamo in vari luoghi del santuario, abbiamo una stanza piena di tavole, di cuori, di ex voto, perché le grazie sono talmente numerose che è impossibile sistemarle tutte nel santuario. Tant'è vero che proprio a partire, vorrei dire, dalla sofferenza, dalla prova, se la sappiamo accettare, se la sappiamo attraversare e se la sappiamo fare